fuori dal vagone attraverso gli spiragli, cercando di capire dove siamo arrivati. L'unica cosa positiva di queste fermate è che si ha la possibilità di vuotare il secchio quando aprono lo sportellone. Sono trattati peggio degli animali. La sete, che sete. Si spera nella pioggia. L'acqua non basta per nessuno. Almeno se piove qualche goccia cadrà dal tetto sconnesso del vagone. Ragazzi, vi sembra una bella casa, cosa ne dite? C'è un grande parco davanti, un sacco di verde e soprattutto è una casa spaziosa. La nonna arriverà da Aquisgrana fra qualche giorno e così saremo di nuovo tutti insieme. Anne, Margot, la scuola è qui vicino, così farete presto ad andarci. E cercate di fare amicizia con tutti i bambini. Ci sono un sacco di rifugiati ebrei dalla Germania come voi. Fate amicizia con tutti però, Sì, gli olandesi ci hanno accolto a braccia aperte e noi dobbiamo essere riconoscenti. Ah, dimenticavo. Tornando a casa dal lavoro, ho visto un gattino che piangeva infreddolito. Ho pensato che ci potrebbe fare compagnia e l'ho portato a casa. E così mi hanno lasciato solo nell'appartamento in Mervedeplein. Per qualche giorno sono riuscito a cavarmela, ma durante la guerra anche i topi scarseggiano e quindi dopo un paio di giorni sono dovuto uscire in strada. Mi ricordo, dalla finestra sul retro sono uscito in strada e era notte, non c'era nessuno in giro. Vabbè, per forza, durante l'occupazione tedesca nessuno aveva voglia di fare 4 passi, una passeggiata. E poi c'era il coprifuoco. Solo gli animali potevano passeggiare tranquillamente. Anche quelli vestiti di grigio con la svastica sul petto. La pectina, sì, la pectina che è una polverina bianca. Basta aggiungere un pochettino alla frutta cotta nello zucchero per ottenere quella meravigliosa sostanza spalmabile sul burro e il pane che tutti i bambini adorano. Oh, e anche il gatto. Non leccarsi i baffi, la marmellata. Oh, se preferite potete mangiarla a cucchiaiate. Stando attenti ai denti e a non diventare troppo grassi. Su 1011 presenti su quel treno, 549, tra cui tutti i bambini al di sotto dei 15 anni, vengono uccisi subito, nelle camere a gas. Anna ha 15 anni, ma per fortuna ne dimostra di più.